13 milioni di euro per rottamare le vecchie auto. La Regione ha rimpinguato il bando 2021 per la sostituzione delle vetture più inquinanti, con il contestuale acquisto di nuovi mezzi a basso impatto ambientale. Questa mattina la Giunta regionale ha stanziato altri quasi 8 milioni di euro per la rottamazione delle vecchie auto, quindi l'attenzione massima al problema della qualità dell'aria. Sono 8 milioni che vanno ad aggiungersi ai 5 milioni che avevamo già stanziato, quel bando per la rottamazione delle vecchie auto con la sostituzione in auto a basso impatto ambientale. Un percorso avviato nel 2017, ricorda Bottacino, un provvedimento che va di pari passo con l'ordinanza antismog in cui si prevede il blocco dei diesel fino agli Euro 4. I finanziamenti sono a scalare, il finanziamento più grande si arriva fino a 8.000 euro di contribuzione per l'auto elettrica pura, poi l'auto ibrida, l'auto comunque a basso impatto ambientale anche se con motore endotermico, quindi c'è una gradualità nel finanziamento. Ovviamente l'auto elettrica è quella che ha il contributo più alto viste le minori emissioni. Optare per un veicolo a emissioni basse o addirittura zero è costoso, la Regione e lo stesso Governo ne sono consapevoli. Il ministro Cingolani ha fatto presente che la transizione ecologica ha un costo anche rilevante che va a ricadere sulle famiglie, e quindi si cerca di andare incontro alle famiglie e anche a chi non può permettersi l'auto elettrica pura.